grazie per l'invito, cortese invito, grazie per questa presentazione Alfredo, hai già messo in chiaro cosa significa Palazzo Ducale, ma cercherò in modo molto più sintetico possibile di spiegare e di chiarire qual è il significato simbolico di questo edificio e dei suoi contenuti. Il mio contributo al tema delle origini non verte tanto sulle origini come fatto storico quanto sulla loro percezione, sul ruolo che hanno giocato nella costruzione dell'immaginario collettivo e in uno specifico momento della storia veneziana, fine del Cinquecento, che si può a buon diritto dire abbia avuto un impatto significativo nella nostra ricezione e comprensione della civiltà veneziana e conseguentemente anche sulla costruzione della sua identità storica. Per cominciare voglio mettere l'accento su un aspetto che ritengo essenziale nella nostra percezione di Venezia come luogo storico, geografico e culturale, vale a dire la peculiare combinazione di una forma urbana fortemente caratterizzata, che tutti riteniamo unica al mondo, direi, e la sensazione di una continuità tra passato e presente che appare quasi vincolante e imprescindibile per la sopravvivenza addirittura della città. Ed è una continuità col passato che viene comunemente percepita proprio attraverso la relativa stabilità della forma urbana nel corso del tempo e che è probabilmente alla radice di una tensione avvertita tra conservazione del patrimonio storico-culturale, non solo quello materiale dei monumenti, ma anche quello immateriale delle usanze, e l'adeguamento a strutture socio-economiche sollecitate, direi, principalmente dal fenomeno del turismo di massa, dove naturalmente quest'ultimo rappresenta una costante minaccia alla continuità storica di cui stiamo parlando. Come cercherò di dimostrare, i cicli pittorici di Palazzo Ducale messi in opera dalla Serenissima Repubblica negli anni 70 del Cinquecento hanno contribuito significativamente a cementare questa idea di continuità che nella fattispecie si incardina nell'idea di uno Stato libero e sovrano, che non ha niente a che fare con l'idea di sovranismo di oggi, e la cui stabilità nel tempo è affidata alla classe dominante. Si tratta di una congiuntura importantissima che dà luogo al consolidamento ma anche alla trasformazione delle forme di autorappresentazione dello Stato veneziano, dimostrando una volta di più come nel corso della storia le istituzioni abbiano sempre avuto, e fino ai giorni nostri tuttora abbiano, una formidabile capacità di facilitare, aggregare, forgiare e talvolta anche manipolare e imporre le forme e le idee attraverso cui si costituisce l'identità collettiva di una comunità. Nell'affrontare questi temi dovremmo infatti tenere in considerazione un dato fondamentale, vale a dire che gli apparati visivi e decorativi di cui trattiamo oggi sono espressione della classe dominante veneziana, cioè dell'aristocrazia o patriziato che teneva le redini del governo e aveva accesso esclusivo per via ereditaria, fatto questo importante per il nostro discorso, alle cariche amministrative. Il risultato più cospicuo delle strategie di autorappresentazione messe in atto dal patriziato veneziano è costituito dall'elaborazione di una retorica sia testuale che figurativa, vale a dire sia a parole che a immagini, che plasma un'idea di Venezia come città unica e mirabile, se non miracolosa, e concorrono a creare questa immagine simultaneamente proprio l'ambiente acqueo, la forma urbana, la conformazione politica e la storia della città. E quest'idea è costruita non in una volta unica, come ben sappiamo, ma per aggregazione, per accumulo di immagini, metafore e astrazioni nel corso del tempo e su livelli di significato diversi, multipli. In tutto questo Palazzo Ducale svolge un ruolo non secondario, non solo perché ospita una innumerevole quantità di immagini, nonché quando la Repubblica era funzionante di rituali e cerimoniali politici che hanno contribuito alla costruzione di questa retorica, ma anche perché il palazzo stesso, in quanto oggetto, monumento
è in grado di farsi simbolo, inserendosi così quale immagine significante all'interno di quel sistema di segni che costituisce la retorica di rappresentazione e, se vogliamo, di autocelebrazione veneziana. Il mio intervento di oggi si articola in 3 parti sostanzialmente: un'introduzione sul significato simbolico di Palazzo Ducale, un focus specifico su una sala, la Sala delle Quattro Porte, un soffitto di Jacopo Tintoretto, e poi a conclusione un allargamento sul ciclo più diciamo, impressionante, imponente, che è quello delle sale del Maggior Consiglio dello scrutinio. E innanzitutto, insomma, tutti siamo piuttosto, abbiamo una certa familiarità con il palazzo, sito in piazza San Marco, in una porzione tra il bacino e il resto della piazza, occupa un'area abbastanza piuttosto vasta e è diventato naturalmente un landmark iconico che impatta in maniera decisiva sulla facies urbana e diventa connotante, e già nelle epoche passate l'immagine, soprattutto vista dall'acqua, che era l'ingresso di Venezia in passato, prima che venisse collegata alla terraferma, era stabilizzato come luogo, come icona proprio attraverso cui identificare Venezia. Questa è un'immagine del 400. Quindi stiamo parlando di un edificio che è qualcosa di più di un semplice edificio, un simbolo della città, del suo potere, delle sue istituzioni, ma anche appunto di una continuità storica. Il palazzo è, a differenza di altri palazzi rinascimentali come il Palazzo Ducale di Urbino o come il Palazzo Te a Mantova, non nasce in una volta sola da un unico progetto e per volontà di un principe, non riflette la personalità di un unico signore, ma è invece un edificio che nasce nel corso del tempo. Scusami Alfredo, io vedo che hai quella diapositiva lì, è quella che... Ok, perché sì, io già... Va bene. Questione tecnica. Dicevo appunto che sono in sostanza 3 edifici, li vedete qui, questa forma quasi a C attorno a un cortile, che crescono nel corso del tempo, ed è soltanto a partire dal 300 che assume una forma unificata e unificante, cioè un'omogeneizzazione stilistica delle varie aree interne disposto attorno al cortile. Il cortile, ogni volta che si entra nel Palazzo Ducale, il turista rimane impressionato da questo cortile, che ha in effetti un aspetto molto unitario, ma è in realtà il frutto di interventi successivi, e questo carattere composito riflette anche le varie funzioni che il palazzo assolveva. Prima di tutto era ovviamente la sede del Doge, il principe tra virgolette eletto, quindi non una carica che aveva successione dinastica, e però nello stesso tempo, e quindi era il capo, diciamo, rappresentante più simbolico che altro, soprattutto nell'epoca di cui stiamo parlando, del Cinquecento, e aveva però anche funzione amministrativa con vari uffici, magistrature, era anche la sede del governo con invece le sale conciliari delle grandi assemblee, ma era anche sede giudiziaria, c'erano i tribunali, era luogo di detenzione, c'erano le prigioni, era luogo di rappresentanza, venivano ricevuti ambasciatori, diplomatici, i delegati delle città suddite della Serenissima, ed era anche luogo di approvvigionamento perché aveva vari depositi al suo interno. È un edificio che subisce traumi violenti, alla fine del Cinquecento 2 incendi importanti, nel 1574 e questo che vedete illustrato nel 1577, che è quello che sono i 2 che ci interessano qui, perché sono esattamente questi 2 incendi che permettono, pur essendo eventi appunto traumatici, la ristrutturazione interna, e permette l'elaborazione di nuovi cicli pittorici che sono formidabili in realtà. In particolar modo questo riguarda la facciata sud che dà sul bacino, le sale del Maggior Consiglio dello scrutinio che ho nominato in precedenza e che vedete dalla slide occupano un'area molto vasta dell'ala sud, Maggior Consiglio, e dell'ala ovest, lo scrutinio, quella che dà sulla piazzetta di San Marco. È dunque questo un momento critico che dà luogo a un totale rinnovamento degli apparati decorativi all'interno del palazzo, e
questi nuovi cicli danno anche quel senso di unità stilistica e visiva che era stata raggiunta soprattutto all'esterno nel corso del tempo. Quindi è una stagione importante dove all'interno si cambia tutto, ma all'esterno invece non si cambia nulla. L'incendio del 1577 dà luogo a un dibattito riguardo a cosa fare di questa facciata. E c'è un dibattito, partecipa anche il famoso architetto Andrea Palladio, che presenta un progetto in un linguaggio classicizzante e arcaico, ma molto moderno naturalmente per l'epoca, arcaico solo nel senso che si rifà all'architettura classica, e viene scartato. E gli storici dell'architettura, storici dell'arte, hanno un po' interpretato in vari modi questa scelta, il mancato rinnovamento. In parte questo viene visto come segnale di una mentalità retrograda. Il progetto di Palladio sarebbe stato, secondo alcuni, scartato perché avrebbe incarnato un carattere romano filopapale con il suo linguaggio classicizzante, contro il gotico che sarebbe invece un linguaggio architettonico tipicamente veneziano, e secondo altri invece sarebbero state mere ragioni economiche. In realtà credo che la decisione sia da considerarsi semmai alla luce del significato culturale del palazzo e della forma mentis del patriziato veneziano. E proprio nella sua stabilità strutturale il palazzo si fa infatti simbolo di continuità e permanenza della città, della sua compagine sociale e statale, che è garantita e incarnata dal patriziato stesso attraverso la nobiltà di sangue. Pertanto io sono dell'idea che le ragioni per cui in realtà non si sia intervenuto è che nell'economia di quello che era il significato del palazzo si doveva mantenere quello che era possibile mantenere. E in questo piccolo libricino che descrive, pubblicato nel 1587, da colui che aveva partecipato alla programmazione del nuovo ciclo del Maggior Consiglio, vale a dire una delle persone che aveva inventato le storie da raffigurare, pubblica la descrizione di tutto il ciclo in questo libricino, e all'inizio ci dà una spiegazione di cosa significava il Palazzo Ducale per coloro che avevano rifatto il ciclo. Finalmente fu deliberato che, conservandosi in essere la parte del palazzo che era la maggiore che si ritrovava, si restaurassero le parti offese dal fuoco, senza alterare in parte alcuna la forma antica di esso palagio, avendo i senatori semplicemente riguardo di non scancellare la memoria dei loro maggiori, cioè gli avi, che con tanta fatica e con tanta spesa l'avevano quasi che nella prima età della Repubblica fondato e finito. È evidente che il valore simbolico del palazzo è quello di essere destinato a conservare e perpetuare la memoria degli avi. Quindi una prima ragione per cui non va alterato è questa: il palazzo è l'incarnazione della virtù morale e politica dei padri fondatori e della sua propagazione attraverso le generazioni dei vari nobili. Quindi è un segnale di stabilità politica ed è per questo che non va alterato possibilmente. La frase finale che vedete in questa slide è indizio poi di un fatto che svilupperò oltre, ovvero che nella finzione ideologica dell'autorappresentazione di Stato messa in atto in Palazzo Ducale, la fondazione stessa del palazzo assume valore emblematico della stabilizzazione della Repubblica in quanto Stato libero e pertanto arriva quasi a incarnare il concetto di origine, laddove non escludo ci sia alla base di questo concetto un consapevole gioco linguistico e concettuale che assimila le fondamenta dell'edificio alla fondazione della città e soprattutto dell'ordinamento politico, ed è questo il punto. E tra pochi istanti vedremo lo stesso meccanismo in azione nel contesto parallelo di Firenze. Quindi il valore simbolico del palazzo è poi accresciuto dalla vicinanza con San Marco, ora basilica ma all'epoca cappella del Doge e luogo del santuario delle reliquie di San Marco, il patrono della città, che dà al palazzo un'aura di sacralità, al palazzo pubblico, sul modello del Tempio e Palazzo di Salomone nell'Antico Testamento. Ora, per comprendere meglio questi significati, gettiamo un occhio invece a una realtà diversa da quella veneziana, ma parallela per certi versi, che è quella di Firenze, dove qui il duca Cosimo I de' Medici, nello stabilire la propria residenza in Palazzo della Signoria, poi divenuto noto come Palazzo Vecchio quando si spostò a Palazzo Pitti, lo stravolse internamente, dotandolo di apparati decorativi che celebrano la casata dei Medici,
mentre lo lasciò completamente invariato all'esterno. E questo fatto è commentato in modo emblematico dall'autore delle decorazioni che vedete qui sulla destra, Giorgio Vasari, celebre a tutti per le vite degli artisti pubblicate nel 1550 e 1568. Pubblica però anche altri interessanti volumi come i suoi ragionamenti, dove descrive e attribuisce significati allegorici alle proprie pitture dentro il palazzo. E interessante il commento, quando dice che il duca avrebbe saputo e potuto farlo, e si riferisce all'abbattimento dell'antico palazzo vecchio, appunto il palazzo della signoria, felicissimamente, se non l'avesse rimosso da questa decisione, il rispetto di non voler alterare i fondamenti e le mura maternali di questo luogo, per avere esse, con questa forma vecchia, dato origine al suo governo nuovo. Anzi, siccome subito egli fu creato duca di questa repubblica, conservò le leggi vecchie e sopra quelle altre ne fondò riguardanti il benessere dei suoi cittadini. Così, per lo medesimo rispetto, queste mura vecchie, sconcertate e scomposte, volle ridurre con ordine e misura. Il concetto è semplice e chiaro. Il palazzo rappresenta l'antico ordinamento politico repubblicano e l'averne mantenuto inalterata la faccia esterna indica che il nuovo regime assolutistico di Cosimo è fondato però sulle fondamenta della tradizione repubblicana, che ovviamente è una manipolazione dei fatti ed è asservita all'autolegittimazione del duca, che poi, ecco, Vasari elabora, ma non voglio indugiare troppo su questo, il paragone con un palazzo fatto come un corpo di fabbrica che era stato fatto per tante famiglie nella Repubblica, che era imperfetto e viene portato a unità come palazzo del principe. La frase finale è la più interessante. Ogni ingegno mediocre avrebbe saputo di nuovo fare qualcosa, e sarebbe stato bene, ma racconciare le cose guaste senza rovina, in questo consiste maggiore ingegno. Quindi non cambiare le cose è degno del principe. E ultima citazione: inoltre pareva sconvenevole dipingere le onorate azioni di questa Repubblica sopra mura nuove e pietre che non fossero state testimonio del valore dei fiorentini, come furono queste vecchie, le quali, poiché sono state ferme per il passato alle fatiche e ai travagli, debbono per la costanza loro essere ornate e indorate. E ciò significa che effettivamente queste mura erano quelle che avevano testimoniato lo svolgersi di eventi che sono poi raffigurati nelle decorazioni stesse del palazzo. E questo è importante perché non è soltanto quindi il valore simbolico, è che quel palazzo ha vissuto la storia di Firenze, cioè è la testimonianza vivente di un qualcosa a cui adesso il duca si vuole riagganciare. E nel suo riagganciarsi deve trovare una ricostruzione storica che affida ai suoi umanisti, i vari Vincenzo Borghini, che poi entra in polemica con altri umanisti, Gelli, Giambullari, Adriani e così via, che cercano di stabilire quali sono gli eventi che hanno portato alla fondazione di Firenze. E nella sala grande del Palazzo Vecchio, il Palazzo della Signoria, viene incluso in questo grande ciclo che forse, scusate, torno indietro, forse è anche servito da modello ai veneziani per la Sala del Maggior Consiglio, per il nuovo ciclo, per ragioni che purtroppo qui non ho tempo di spiegare, e che quindi hanno una rilevanza per il nostro discorso, ecco, include anche la fondazione di Firenze, quindi dove vediamo il triumvirato e le origini romane di Firenze, di cui poi Cosimo naturalmente, di questa storia, Cosimo naturalmente rappresenta l'apice e quindi lo ritroviamo effigiato come un imperatore sostanzialmente alla romana, quindi in continuità con la fondazione romana di Firenze, come completamento della storia repubblicana. Quindi è un qualcosa di ben preciso. A Palazzo Ducale questo non c'è. I cicli di Palazzo Ducale sono incentrati non tanto sul tema delle origini quanto piuttosto sulla continuità storica rispetto a una condizione primigenia e originaria, che però non viene mai in realtà fatta esplicitata tornando alle radici. Quindi l'unico caso in cui le origini e la fondazione di Venezia però vengono tematizzate è quello, all'interno dei cicli di Palazzo Ducale, è quello della decorazione del soffitto della Sala delle Quattro Porte. Entriamo nella seconda parte di questo intervento. E questa è una sala che è una sorta di sala d'attesa, la chiameremo lobby oggigiorno, ha quattro porte che smistavano coloro che entravano in palazzo, anche chi semplicemente doveva entrarci per svolgere i propri uffici,
o chi entrava per essere ricevuto nelle varie parti, e quindi è sostanzialmente un luogo di passaggio. Ma proprio per questo diventa importante decorarlo con una decorazione che abbia un significato piuttosto importante rispetto alla storia di Venezia. E dopo l'incendio del 1574, il primo quindi dei due incendi che ho menzionato prima, viene affidato a Tintoretto l'incarico di dipingere gli affreschi del soffitto, che sono molto rovinati e pesantemente ridipinti nel corso del Settecento, e per questo anche molto trascurati dagli studiosi. L'invenzione del programma iconografico sembra da attribuirsi a Francesco Sansovino, il poligrafo veneziano, figlio del famoso architetto toscano Jacopo Sansovino, responsabile che giunge a Venezia dopo il sacco di Roma nel 1527, si trasferisce permanentemente in città e diventerà l'architetto di Piazza San Marco, quello che è responsabile della Piazza San Marco che conosciamo in parte, con la libreria, la zecca e le procuratie sul lato sud della piazza. E Francesco Sansovino, il figlio, che invece è veneziano, è colui che sembra essere responsabile appunto di questi cicli. E lui stesso a dirlo, almeno di questa sala, lui stesso a dirlo in quella che viene considerata la prima guida di Venezia, la Venezia città nobilissima e singolare, pubblicata nel 1581, e che è uno dei molti lavori dedicati da Francesco Sansovino alla storia della città e delle sue istituzioni, che è un tesoro di informazioni ed è anche molto interessante per il discorso di oggi. Qui vedete il soffitto con tre riquadri principali, quello centrale, i due tondi ai lati, poi ce ne sono altri. Mi concentrerò su questi tre, partendo dal primo, quello centrale, dove vedete questa donna con uno scettro in mano, guidata da un uomo barbuto, e non so quanto si vede in basso, l'uomo punta il dito, si vede una striscia d'acqua. Sansovino esplicita il significato di questo dipinto. Si tratta di Venezia mandata da Giove in queste acque, perché ella fu fatta per disposizione di Dio a ciò che vi conservi la religione e la libertà cristiana. Ora, può essere la presenza di Giove, quando però si parla di libertà cristiana, può sembrare un po' difficile da armonizzare con la presenza proprio anche del Pantheon, delle divinità nella parte superiore del dipinto. In realtà si tratta di una trasfigurazione mitologica che è pienamente consonante con il linguaggio del Cinquecento, dove naturalmente, già ampiamente in voga a Venezia, si pensi non solo ad altre decorazioni dentro Palazzo Ducale, come la sala del Consiglio dei Dieci, dell'udienza del Consiglio dei Dieci, per chi ha familiarità col palazzo, ma la stessa Piazza San Marco, l'architettura di Sansovino, è un'architettura classica e classicheggiante. Argomento in più, a mio giudizio, per dire che tutto sommato il credere che il progetto di Palladio per l'incendio fosse stato scattato perché era linguaggio classico non regge, anche perché non era l'unico architetto ad aver presentato un progetto con un linguaggio diverso. Tornando su questo dipinto, cosa significa? È molto interessante quello che viene detto e riflette alcuni topoi della panegiristica veneziana. Anzitutto l'importanza del sito acqueo. Le acque di cui si parla sono quelle non solo della laguna, ma del mare Adriatico, e spiegherò a breve perché il mare Adriatico, cioè la laguna diventa una parte del tutto, l'importanza è il mare Adriatico. Ed è l'importanza del sito anche naturale come luogo eletto. Un altro dei topoi è il fatto che i veneziani, la serita senza di mura, dove l'acqua invece sostituiva le mura, ed era stata però un elemento naturale che proteggeva Venezia. Questo sarebbe stato uno degli elementi che dimostrerebbero che Venezia era stata concepita nella mente divina. È una prefigurazione, predestinazione, un ruolo di Venezia nel piano provvidenziale di redenzione del genere umano voluto da Dio, redenzione ovviamente dal peccato originale, e per cui nasce cristiana. E quello della nascita cristiana, ci ritornerò, è un fatto importantissimo. E dunque la trasfigurazione mitologica qui è importante, è funzionale prima di tutto all'astrazione di Venezia come entità politico-geografica in un concetto superiore,
proprio perché non si rappresenta la realtà fisica, ma una sua trasfigurazione, e si usa il linguaggio della mitologia. Quindi una idealizzazione la quale ha anche, Tintoretto è uno dei grandi pittori del Cinquecento veneziano, non si è profuso in una composizione particolarmente difficile, è molto immediata. L'attenzione è tutta su Venezia con questo scettro, Giove che l'accompagna a braccetto, e non si può dire che sia più importante dei due, come è stato notato da altri studiosi, è come se vivessero in simbiosi, e questa è un po' la trasfigurazione dell'idea di Venezia che nasce nella mente di Dio. E il fatto appunto che sia un linguaggio classicheggiante, che sia il linguaggio della mitologia classica, non cambia gli effetti, perché lo si può tranquillamente paragonare all'altro topos tipico del Cinquecento veneziano di Venezia come Venere, nell'assonanza Venezia-Venere. Venere nasce dalle acque, nasce nelle acque di Cipro, che oltretutto era veneziana all'epoca, e quindi Venezia viene assimilata a Venere come bellezza, prototipo, idea universale astratta di bellezza. È questo il linguaggio della panegiristica e anche di queste immagini. Però ora voglio tornare sulla descrizione di Sansovino e sottolineare l'endiadi, la stretta connessione tra religione e libertà cristiana. Il concetto di libertà è applicato all'idea di ecumene cristiana, dove Venezia si arroga qui un ruolo di protezione che si lega al tradizionale concetto medievale della res publica cristiana, paladina di pace, giustizia e libertà all'interno della comunità delle nazioni cristiane. Nel Cinquecento questa idea di res publica cristiana rimane dalla tradizione veneziana, ma come poi mostrerò, su questo viene impiantata una ulteriore idea più moderna. Faccio notare che il Giove che voi vedete non è particolarmente, non assomiglia a come siamo abituati a vedere Giove. Per esempio Veronese, nella sala che prima ho citato dell'udienza del Consiglio dei 10, lo raffigura come andrebbe, cioè possente, muscoloso, con in mano il fulmine, svestito. Quello di Tintoretto sembra più San Marco o Gesù Cristo, l'aureola che vedete è un'aggiunta settecentesca, ma insomma rende un po' l'idea di questa ambiguità. E comunque quello che conta, e questo è il punto conclusivo di questa immagine, è la totale allegorizzazione delle origini di Venezia, cioè non c'è un racconto storico, non c'è un mito fondativo, a differenza di quanto inscenato a Palazzo Vecchio a Firenze. La fondazione di Venezia è proiettata fuori dalla dimensione storica ed è risolta in un'astrazione di concetti. Più della ricostruzione esatta vale l'impalcatura ideologica. Ed è l'idea di libertà cristiana che qui conta e che viene espansa in uno dei due tondi che stanno ai lati, che Sansovino descrive. Qui vedete al centro in alto una donna che solleva le braccia, tenendo in mano quelli che sono i resti di un giogo che è stato spezzato. Due fanciulle la sorreggono, ai lati, disposte simmetricamente, altre due fanciulle che reggono un'asta con in cima sulla punta un oggetto che, se non siete in grado di identificare, ora a breve spiegherò cos'è, e infine delle figure in basso, una di queste avvolta nelle spire di un serpente. La struttura è chiarissima dal punto di vista proprio della gerarchia, dall'alto verso il basso, dove c'è questa figura che primeggia. E come dice Sansovino, questa è una donna che rompe un giogo con altre figure attorno che portano il pileo in segna di libertà, perciò che, essendo nata libera d'Italia, alla quale tutti rifuggono come in porto sicuro e libero a ciascuno per conservazione della vita e delle facoltà. Il pileo è niente più e niente meno, che appunto l'oggetto dicevamo prima, è il cappello frigio, quello che portano i giacobini nella rivoluzione francese, la stessa identica cosa, è un simbolo tradizionale, classico di libertà, è il cappello frigio. Questa è tutto una scena di virtù al femminile, dove il concetto fondamentale è quello della libertà originaria di Venezia. Venezia è indipendente, non asservita, è nata da genti fuggite dai barbari, e è un topos della storiografia, della trattatistica politica e della panegiristica. Paolo Paruta, il massimo storiografo e ideologo della Repubblica in questi anni, sottolinea la superiorità di Venezia su Roma proprio in virtù del fatto che Venezia, a differenza di Roma, era nata libera. E
si vede qui il dettaglio del Pileo. Questo è un tema che è assolutamente fondamentale nel discorso che stiamo facendo. E qui vedete il gioco. Venezia non è soggiogata, il termine non è scelto a caso, sub iugum, non ha un giogo sul suo capo. L'allegoria quindi rinforza il concetto espresso nel riquadro centrale, dove Venezia veniva fondata sotto il patrocinio divino, e lo estende oltretutto oltre i confini oltre i confini di Venezia nell'Italia. Torno indietro in questa immagine, no, anzi scusate, ce l'ho qua. Venezia viene chiamata porto sicuro, quindi è un ruolo di difesa che ha per tutta l'Italia, ed è un topos questo della nazione italiana, salvaguardata da minacce esterne, che era andato radicandosi fin dall'epoca dei comuni e delle signorie. Si pensi a Dante, si pensi a Petrarca, Italia mia benché il parlar sia indarno, la famosa canzone, e poi viene abbondantemente sfruttato nel 400 più o meno da tutti i maggiori principi italiani, che tutti promuovono se stessi come i paladini dell'Italia attaccata dai nemici esterni. Questo concetto poi è radicato nella terza allegoria, che è quella che qui vediamo, dove c'è una donna, con la stessa evidentemente con lo scettro che abbiamo visto prima, nel riquadro centrale. Il pavone che vedete al centro è l'attributo semplicemente di Giunone, vedete il fulmine di Giove tenuto vicino dalla figura che sta vicino. Ci sono altri simboli su cui non entro nei dettagli, e Sansovino descrive questa come una Giunone, il cui attributo è per appunto il pavone tradizionalmente, accompagnata da diverse virtù significativa di nobiltà. Con ciò sia che nel suo principio i nobili partorirono questo domicilio e imperio e mantennero sempre incorrotto il sangue loro illustre. Origine e nobiltà. Venezia è stata generata dai nobili come in un parto, così come Venezia è pensata nella mente di Dio, come mostrato sopra. Quindi è un atto naturale, come il parto, ma anche volontario, perché è la volontà di un gruppo di persone. Ed è un'affermazione assiomatica, indiscutibile, che è intesa a non lasciare dubbi sulle origini di Venezia. Venezia nasce libera e nobile. E l'antica controversia sul fatto che i primi veneziani fossero pescatori, che Sansovino affronta nella sua guida, è un fatto importante. Nella famosa lettera scritta da Cassiodoro nel VI secolo, dove si descrivono i primi insediamenti nella laguna veneziana, viene detto, appunto, sulla base di quello viene detto che sono dei pescatori, e Sansovino reagisce in questo modo scrivendo: i primi veneziani non furono del tutto poveri, nemmeno ignobili pescatori, ma potenti. Perché? Perché è fondamentale mostrare che i veneziani hanno una nobiltà di lunga data. E qui si può richiamare al fatto che Sansovino difende le origini romane delle genti che fuggirono a Venezia, nella laguna, all'epoca di Attila, dei barbari e così via. E molte famiglie veneziane reclamavano origini romane, per esempio i Cornaro, che pretendevano di discendere dai Corneli. E la nobiltà, qui in questa frase, lo vedete, è intesa come, all'inizio, nella seconda riga, virtù, quindi è innanzitutto una nobiltà d'animo, ma è anche nobiltà di sangue, perché c'è scritto sangue incorrotto. E questo è un tema di grande momento nel Cinquecento, è un momento in cui il tema della nobiltà viene discusso proprio in questi termini. Il baricentro si sposta dal tema della virtù a quello della nobiltà di sangue, della discendenza, e le due cose vanno combinate, e lo vediamo qui perfettamente in quello che viene detto da Sansovino e poi nell'immagine. Il sangue della nobiltà veneziana è detto incorrotto per sottolineare la continuità proprio con gli avi. E va detto che il patriziato nel Cinquecento reclamava di essere il più antico patriziato, la più antica aristocrazia d'Europa. Naturalmente a Venezia non ci sono preoccupazioni dinastiche, perché non si pone questo problema, per il potere, per il doge, e perché comunque una volta entrati a far parte della nobiltà veneziana si hanno determinati diritti. Ma il punto è che queste, diciamo, quello che per un principe sarebbe la rivendicazione dinastica per la propria famiglia si estende a un intero gruppo sociale, che è il patriziato veneziano. Ed è per questo che è la classe dirigente, è per questo che è fondamentale parlare dello Stato in questi termini, perché la classe dirigente
pretende di essere lo Stato veneziano, incarna lo Stato veneziano, quindi le qualità dell'una finiscono a caratterizzare l'altro, cioè lo Stato, e viceversa. Quindi si capisce bene perché libertà e nobiltà siano strettamente interconnesse e a loro volta informino l'idea di sovranità e di dominio della Repubblica veneziana, perché Sansovino lo scrive. Questo è domicilio, l'idea del porto sicuro, e anche imperio. E imperio però, attenzione, non vuol dire nel Cinquecento, impero significa dominio, significa sovranità, stato sovrano, libero e indipendente. E questo è un altro aspetto fondamentale. E qui entriamo in un discorso che avevo accennato prima, quello della Repubblica Cristiana. Nel Cinquecento, in questa fase, nei dipinti del Palazzo Ducale, quello che viene fuori è un'immagine chiarissima, che va oltre la Repubblica Cristiana che difende la cristianità. È quello invece di un impero rinascimentale, almeno a parole o meglio dire a immagini, che si regge sulla forza, sulla forza del dominio. Nel soffitto della sala del collegio, che è tra tutti i cicli di palazzo quello in cui viene articolata la più complessa rappresentazione dell'ideologia dello Stato veneziano, e vediamo uno delle gallerie centrali dipinta da Veronese, dove proprio la forza Robur Imperi, la forza dell'imperium, del dominio, è incarnato dai due simboli dello Stato da terra, Nettuno a sinistra, Marte a sinistra, e lo Stato da mar, Nettuno a destra, quindi i due componenti delle colonie veneziane. Quindi è un impero coloniale quello che loro su cui vogliono porre l'accento in questo momento, ma si combina con l'idea della Repubblica Cristiana. Ecco, questo è un tema che la storiografia moderna non ha di fatto sviluppato sufficientemente, che merita naturalmente espansione. Quindi il tutto è filtrato attraverso, oltretutto, l'idea imperiale portata avanti da Carlo V nel Cinquecento, che ha radici carolinge. Qui non vorrei gettare benzina su un fuoco di una discussione riguardo alla Venezia carolingia, ma si può parlare anche di questo. Per concludere il ciclo, e qui, scusate, giustamente ho l'immagine della Scala dei Giganti, che è il luogo dove il Doge saliva per ricevere la sua investitura dopo essere stato eletto, dove appunto si vede l'importanza dello Stato da terra e dello Stato da mare, quindi del dominio della sovranità materiale. Ecco, ci sono altri due tondi, non ho le immagini, sono molto rovinati. Molto brevemente, di cosa parlano? Dalla parte del canale, sopra le finestre, è spesso un Nettuno che sposa Venezia in memoria di Papa Alessandro III, che diede il dominio del mare a Sebastiano Ziani, principe della Repubblica. E qui naturalmente il riferimento è agli eventi del 1177, quando la Repubblica di Venezia, il Doge Ziani al comando dell'armata della flotta veneziana, sconfigge l'imperatore Federico Barbarossa, che aveva minacciato Papa Alessandro III. In cambio la Repubblica riceve una serie di privilegi, tra cui, importantissimo, la giurisdizione sull'Adriatico. E qui torniamo al discorso che avevo fatto prima. Non è solo la laguna, l'importanza è la giurisdizione, la sovranità territoriale sull'Adriatico. Questo diventa poi il momento fondativo del rituale veneziano, civico, il famoso sposalizio del mare, che credo molti conoscano. Quindi rinforza l'idea della sovranità materiale. Dall'altra parte, verso la piazza, si vede Venezia Vergine, la quale con la sua incorrotta purità si difende dall'insolenza altrui e s'appoggia al mondo, perché la sola fra tutte le altre è restata incorrotta e intatta dagli altrui barbari e tirannici imperi. Non credo di aver bisogno di commentare troppo questo, soltanto in riferimento a un altro dei topoi della letteratura veneziana, la nascita di Venezia il 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione, quindi sotto la protezione di Maria, quindi vergine per questo, in più acqua, elemento di purezza simbolicamente inteso, e quindi facile da cogliere. Infine, questo soffitto si compone anche di tondi più piccoli, mandorle, come le chiama Sansovino, degli ovali, che rappresentano le 8 figure per 8 città principali, che sono queste che vedete. Quindi non sono solo città, intende i domini principalmente dello Stato da terra, più l'Istria, che è uno dei nodi fondamentali dello Stato da mare. C'è anche Altino, che chiaramente si riferisce alle origini veneziane.
Insomma, l'importanza del palazzo come luogo insomma, di rappresentazione della sovranità territoriale di Venezia emerge fortemente in questi anni, e ricordatevi anche che qui venivano per l'appunto ricevuti i delegati delle province. L'origine di Venezia quindi qui viene inquadrata nell'idea della formazione dello Stato territoriale, questo è il punto fondamentale, e l'enfasi è sì sull'idea repubblicana della libertà originaria, ma non si deve confondere il repubblicanesimo con una rinuncia al potere sovrano dello Stato, al contrario. Quindi il programma riflette proprio l'idea della realtà politica della Venezia delle origini, propagata da Sansovino nei suoi scritti, che è quella di, salto questa immagine, vabbè, la posso anche tenere, che è quella di una città insomma, nata cristiana e rimasta sempre libera, che è quello che abbiamo visto in precedenza. Le idee che noi vediamo qui poi si riflettono nel ciclo del Maggior Consiglio. Ora ho una decina di minuti, bene, ecco, non sarà semplice sintetizzare, quindi scivolerò sulle prossime slide abbastanza velocemente, senza dare troppi dettagli sul ciclo, soltanto dicendo che la sala del Maggior Consiglio è la sala dove si svolge l'assemblea diciamo, principale della Repubblica Veneziana, un po' costituente, possiamo dire. E il ciclo precedente raffigurava per l'appunto gli eventi di Sebastiano Ziani e Alessandro III, quindi stabiliva qui l'importanza della sovranità territoriale sull'Adriatico come momento celebrato. Il nuovo ciclo si estende dalla sala del Maggior Consiglio fino alla sala dello scrutinio, che ingloba, diventa un ciclo unico e copre tutta la storia di Venezia. C'è un'espansione degli spazi, ma c'è anche un ampliamento cronologico. Ora, il Bardi di cui parlavamo prima ci spiega che il fine di questo ciclo è quello di raffigurare le vittorie, gli atti virtuosi dei suoi cittadini e dimostrare come la Repubblica in tutti i tempi e in ogni età si aveva altamente adoperato. Vedete la parte in grassetto. Altre due citazioni. Basta concentrarsi sulla parte in grassetto. La Repubblica, i cittadini avevano operato sempre gloriosamente per universal beneficio pubblico e per particolare gloria, vale a dire per il beneficio della collettività e per la gloria, la fama personale. Questo è il soggetto da raffigurare. E ultima citazione, anche qui la parte in grassetto è quella che conta. E queste gesta naturalmente sono inscenate perché a imitazione di questi segnalati eroi si possa lasciare onorata memoria delle proprie operazioni ai posteri che nasceranno nell'età futura in questa Serenissima Repubblica. Cioè c'è una finalità didascalica, insegnare ai veneziani come trasmettere questo, diciamo perpetuare queste gesta eroiche. E bisogna pensare che nella sala del Maggior Consiglio sedevano tutti i nobili, come potete vedere qui, e ammiravano queste opere. Ora, il punto qui è fondamentale, la continuità da una generazione all'altra, partendo da avi che qui però sono intesi in senso molto generico. Vale a dire che nel ciclo, che è molto complesso, non c'è l'origine di Venezia. E vi mostrerò rapidamente in qualche slide il particolare senso proprio della cronologia della storia e dell'ordine visivo che bisognerebbe seguire secondo Bardi. A dire di Bardi, il ciclo nasce diciamo, alle pareti, i dipinti devono seguire un ordine che va da quel A1 in basso a sinistra, prosegue, diciamo nasce lì con il primo episodio nell'810, che ora dirò qual è, e prosegue fino al XII secolo, poi si deve andare nella sala successiva, che è la sala del Maggior Consiglio, e osservare prima la serie della guerra contro Federico Barbarossa, poi la Quarta Crociata e poi ritornare nella sala successiva con le vittorie successive tra il 300 e il 500. E infine c'è un dipinto, che è quel D, che è un dipinto invece esemplare che mostra l'esempio del doge Andrea Contarini come il doge diciamo, più rappresentativo di questa virtù esercitata dai veneziani. Ora, il percorso che i patrizi facevano per entrare diciamo, riflette un po' quello che è l'andamento del ciclo. I patrizi entravano nella sala dello scrutinio,
e poi passavano nella sala del Maggior Consiglio, mentre il doge entrava da un'altra porta direttamente nel Maggior Consiglio. Ora, questo vuol dire che i patrizi entrando seguivano il percorso detto da Bardi, mentre, quindi entrando, poi uscendo nella sala dello scrutinio, mentre il doge osservava le altre serie, e io ritengo che questo sia l'ordine seguito. Perché questo è importante? Perché per l'appunto c'è in questi dipinti un rapporto diretto con l'esperienza dei patrizi che erano presenti nella sala, ed è questo il punto, la continuità col passato. Ci sono poi altri due dipinti, il Giudizio universale nella parete di fondo dello scrutinio e nella parete di fondo del Maggior Consiglio il famoso Paradiso di Tintoretto, e quindi potete vedere come entrando i patrizi avrebbero visto l'uno e poi anche l'altro. Ora, in basso a sinistra, a 1 e a 2, sono i due primi episodi. E che cosa raffigurano? Qui torniamo al discorso delle origini. Raffigurano due episodi dell'810, l'assedio di Venezia da parte di Re Pipino e la disfatta della sua armata nel canale Orfano, che sono episodi che sono stati anche messi, la cui veridicità è stata anche messa in dubbio, mi pare, dagli storici moderni, e qui è interessante vedere che quindi la storia di Venezia nasce nel momento in cui e viene detto esplicitamente, il governo veneziano si sposta nella sede di Palazzo Ducale, e questo avviene come conseguenza dell'attacco all'isola di Malamocco, nel Lido, spostando il baricentro di Venezia nell'attuale zona di Rialto, nell'isola di Rialto. Palazzo Ducale viene poi fondato proprio in quel secolo, e in sostanza questo vuol dire che l'avvio della storia veneziana in questo ciclo è legato a Palazzo Ducale, e probabilmente la scelta era stata fatta in base al fatto che nel precedente ciclo la serie di ritratti dei dogi che si trova nel fregio sotto il soffitto del Maggior Consiglio partiva con il doge che regnava all'epoca, ovvero Beato Antenoreo, che vedete qui raffigurato nella nuova versione dipinta per questo ciclo. Quindi è molto interessante constatare che l'origine di Venezia in questo ciclo non è un mito fondativo, come lo potremmo aspettare, della nascita della città, ma della nascita dello Stato veneziano, ed è questo il punto fondamentale. E torniamo al discorso della nobiltà. E qui è importante far notare un aspetto, e sto per chiudere gli ultimi 5 minuti, ed è quello della virtù. La virtù che viene descritta in questo ciclo è la virtù di coloro che combattono per la difesa della patria e della cristianità, esattamente quello che dice anche Sansovino per la Sala delle Quattro Porte. E vediamo per esempio il doge, naturalmente Antenoreo, nel IX secolo non poteva vestire come un uomo del XVI secolo, ma qui è raffigurato come uno dei tanti eroi che poi vediamo nel resto del ciclo, che combattono contro gli aggressori della Repubblica. I principali aggressori sono gli infedeli, e non ultimi ovviamente gli ottomani sconfitti a Lepanto nel 1571. La virtù non è un fatto morale e basta, la virtù va esercitata. E questa è la dimostrazione che i veneziani sono nobili di virtù, innanzitutto. Qui c'è meno enfasi sulla nobiltà di sangue, ma il fatto della nobiltà di sangue, e questo è un esempio invece dei veneziani uccisi, massacrati dagli infedeli, come dei martiri cristiani, la virtù qui viene messa in esercizio ed è dimostrativa di una nobiltà che non è appunto solo d'animo, ma è anche di sangue, perché è proprio questo, è la continuità con un passato che è nobile di origini, che garantisce una nobiltà non soltanto di virtù nell'esercizio, ma anche di sangue, e quindi questo fa di Venezia una nazione sovrana in base proprio alla sua sia libertà che nobiltà. C'è una circolarità in questo ragionamento, vale a dire che non mostrando mai le origini di quando Venezia nasce, com'è che i veneziani sono nobili dalla nascita, perché non lo sono, perché come ben sappiamo la nobiltà veneziana diventa tale soltanto dalla fine del 200, il punto nodale è che quello che si mostra fondamentalmente è che Venezia è sovrana perché è sempre stata libera e continua a essere libera perché è sovrana.
Quindi è un circolo dove non si sa se sia nato prima l'uovo o la gallina, ed è lo stesso con il concetto di virtù e nobiltà. È un governo virtuoso perché nobile, e la sua nobiltà si conferma nell'esercizio del governo. Quindi laddove Pipino aveva fallito, perché non era riuscito a conquistare Venezia, anche se pare che forse non è vero, e là i veneziani invece riescono, loro conquistano le province, le sottomettono, ma non perché è un atto di violenza, almeno non così viene presentato. I veneziani portano ordine e regola, non proprio semplice da capire in termini moderni, ma il tutto si incentra e si radica nel fatto che le province sono legate da un atto di dedizione, ed è quello che viene raffigurato al centro del soffitto del Maggior Consiglio, che è l'apice, il culmine finale di tutto il percorso iconografico del Maggior Consiglio, dove quello che vediamo è il buon governo di Venezia, che è buono perché Venezia è libera e nobile, ma non ci viene mai spiegato per quale ragione fondamentalmente è libera e nobile all'interno del ciclo. Si parte in medias res, nel IX secolo, però nel IX secolo è anche il momento della fondazione del Palazzo Ducale. Quindi il concetto è che, in questo caso, è l'identificazione di Venezia come città con Venezia come Stato, ed è sulla sovranità ovviamente che si pone l'accento, e lo si vede bene qui, dove le province vengono sottomesse. Quindi il progetto di autolegittimazione di questo ciclo si regge proprio su questa circolarità, e l'origine della libertà veneziana si perde nella notte dei tempi. Sansovino parla di una specie di età dell'oro, è un po' così. Quindi un po' il nucleo della questione è proprio questo. Da una parte abbiamo una linearità fiorentina, si nasce con Roma e si arriva al culmine con Cosimo de' Medici, e in mezzo c'è la Repubblica. E a Venezia invece c'è questa continuità, questa perpetuità, permanenza. Il Palazzo Ducale ne è interamente il simbolo. Quindi, chiudendo e tornando al tema di queste, anche delle nuove scoperte sulle origini veneziane, quello che credo che i veneziani dell'epoca non avrebbero probabilmente particolarmente apprezzato, quello di cui non sarebbero entusiasti, è proprio assistere ai nostri tentativi di scavare nel passato, soprattutto se è uno scavo archeologico, perché credo invece che per loro il punto fosse quello di mantenere l'aurea di sacralità e perennità, che poi in fin dei conti rimane anche il punto di forza di questa città, e quello che fondamentalmente la rende unica. Grazie.